Buongiorno a tutti, come promesso eccovi la ricetta dei biscottini nocciole e cannella. Sono semplicissimi da fare, dobbiamo avere della farina di nocciole o polvere di nocciole, zucchero a velo, olio e cannella. Facilissimi, mettiamo tutti gli ingredienti secchi in una ciotola, quindi farina, polvere di nocciole, zucchero a velo, mescoliamo bene in modo da uniformare, aggiungiamo l'olio tutto in una volta e iniziamo a lavorare. Mano a mano l'olio farà addensare il composto, possiamo lavorarlo con un cucchiaio, con una spatola o con le mani e poi andremo a formare i nostri biscottini. Facilissimi da fare anche con i bambini. Quando avrete ottenuto un bel composto così, formate delle piccole palline. Attenzione perché non avendo uova è molto fragile. Le disponiamo tutte su una placca, preparati, pronti, velocissimi da fare. Non importa siano delle sfere perfette, quindi ho detto anche i bambini possono lavorarci tranquillamente. Prendiamo della cannella, spolverizziamo sopra ogni biscottino e poi li andremo a infornare a 160 gradi per circa 10-15 minuti, non di più, perché poi potrebbero diventare duri. Non avendo uova non hanno neanche un emoliente, hanno solo un po' di olio. Vanno fatti raffreddare perché all'inizio, quando li tirerete fuori, saranno molto fragili, quindi li fate raffreddare tranquillamente e poi si conservano anche dentro una scatola di latte all'interno di un sacchettino. Andiamo in forno ed ecco che i nostri biscotti sono pronti, hanno cotto circa 10-15 minuti a 160 gradi, adesso li tiriamo fuori. Ed eccoli pronti, adesso sono delicatissimi, ma se aspettiamo che si raffreddano non abbiamo nessun tipo di problema, possiamo maneggiarli, conservarli tranquillamente in un contenitore di latta o in un sacchetto e durano circa 10-15 giorni, sempre che non li mangiate prima.